Benvenuti, oggi è domenica 19 maggio 2024. Il sole sorge alle 5.48 e tramonta alle 20.05. La luna si leva alle 16.16 e cala alle 3.31. Oggi si celebra San Celestino. Il nome Celestino deriva dal latino e significa venuto dal cielo. Il 19 maggio è dedicato alla sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sanitaria. Si celebra la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Questa giornata mira a far luce su condizioni come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa che affliggono milioni di persone in tutto il mondo. Attraverso eventi, campagne informative e attività di sensibilizzazione si cerca di aumentare la consapevolezza pubblica su queste malattie, migliorare l'accesso alle cure necessarie e promuovere la ricerca per nuove terapie. Iniziamo con l'attore e regista Michele Placido che spegne 78 candeline. Conosciuto a livello internazionale per il ruolo del commissario Corrado Cattani nella celebre serie televisiva La Piovra. Ha vinto numerosi premi, tra cui l'Orso d'Argento al Festival di Berlino per il miglior attore e 4 David di Donatello. Passiamo poi all'attrice Isabella Ragonese che compie 43 anni. Nata a Palermo, è stata notata per la prima volta nel film Nuovo Mondo di Crealese, ma è stata la sua interpretazione nella commedia Tutta la vita davanti di Virzì a consolidare la sua popolarità. Infine festeggiamo i 76 anni della trasgressiva modella, cantante e attrice giamaicana Grace Jones, nota per il suo stile androgino e la sua inconfondibile energia. Carismatica figura della musica disco pop, la Jones si è divisa tra diverse carriere, riuscendo sempre a stupire per i suoi look stravaganti. Sembrava una giornata come tante altre. Un gruppo di studenti scendeva dall'autobus di fronte a una scuola a Brindisi, ignari di ciò che stava per accadere. Ma improvvisamente un boato e poi l'esplosione di una bomba artigianale nascosta vicino ai cancelli dell'istituto. Il 19 maggio del 2012 la potente onda d'urto ha causato la morte della sedicenne Melissa Bassi e ha ferito 10 ragazzi. L'autore dell'attentato è stato condannato all'ergastolo. Siete alla ricerca di modi di ridurre il consumo energetico in casa? Un trucco semplice ma efficace è spegnere completamente le apparecchiature elettriche quando non vengono utilizzate. Lasciare gli apparecchi stand-by può aumentare fino al 10% del consumo energetico di una casa. Inoltre, scegliere elettrodomestici con una classe energetica elevata può aiutare a ridurre il consumo complessivo. Buona domenica ai 12, un'elegantissima luna in bilancia stupisce tutti con aspetti di trigono molto larghi. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, oggi le giornate sono un pochettino più compatibili. Luna in opposizione, dovrete ascoltare bene le ragioni dell'altro, del partner, e anche cedere su qualcosa che volevate fare per andare incontro a chi vi sta accanto. Toro, Sole e Giove ancora nei vostri gradi, ma in fase finale che si collegano a un bellissimo mattiniero trigono con la Luna e Plutone, un bellissimo aspetto che vi regala molta positività. Sfruttatelo bene perché oggi la giornata è magica, soprattutto per tutto quello che riguarda speranze, costruzione affettiva, proposte di matrimonio e tutto quello che rende magica una storia d'amore. Gemelli, giornata oggi molto proficua per voi perché i pianeti stanno già per farsi sentire. Sole e Giove che si appropinquano ai vostri gradi e sentite crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria tipiche del vostro segno zodiacale. Cancro, giornata oggi con una dispettosa luna in quadratura. Oggi tutto il dinamismo planetario più concentrato sui segni d'aria, quindi gli acqua e soprattutto quello della luna vengono lasciati un po' in sordina. Oggi giornata di ricordi, è una giornata per stare nell'abbraccio degli affetti e in famiglia. Leone,
Giornata oggi molto complessa, visto che la luna è nella casa della comunicazione e delle relazioni. Oggi occorrerà parlare ed essere chiari, soprattutto in famiglia, con i vostri progetti, con le vostre intenzioni e soprattutto anche di rivedere un po' tutta una serie di assetti e ordini che non vanno. Vergine. Giornata oggi che vede una luna in bilancia, un ritorno alla famiglia e anche con qualche piccolo aiuto economico. Probabilmente le soluzioni che state pensando nella vostra mente possono trovare una certa fattibilità, ma parlatene con la squadra, col gruppo e soprattutto in famiglia. Dolce romanticità in amore. Bilancia, la giornata oggi vi vede protagonisti e con una luna che accende dei trigoni sia con Plutone che con Sole e Giove, e cosa può fermarvi? Questo è l'inizio di una fase nuova della vostra vita, di una grande positività che nei prossimi giorni vi darà prova proprio di essere in atto. Scorpione. Giornata oggi pensierosa da luna in 12ª casa, quindi una giornata un po' emotiva e sempre quei pianeti dal Toro che non vi guardano di buon occhio. Mercurio probabilmente potrebbe segnalare alcune comunicazioni infelici. Evitate i messaggi e tentate invece di parlare vis-à-vis. Sagittario, giornata oggi molto piacevole, visto che la luna vi dà il riposo che desideravate, torna un po' d'armonia e anche di qualche consiglio saggio, quindi oggi godetevi il mondo degli altri e la vostra vita in una maniera più leggera e serena. Possibilità di incontro in serata, tanti amici intorno. Capricorno, giornata oggi con una luna di quadratura, una luna che vi rende un po' inquieti nello stare in famiglia proprio perché il vostro dinamismo vi impedisce oggi di essere troppo stabili, troppo quieti. La troppa calma, forse vi uccide un po'. Avete bisogno sempre di dinamismo, di fare cose nuove in questo periodo così vorace e intenso di stimoli e di progetti. Attenzione alla famiglia, e quello è necessario. Acquario, un bellissimo trigono da parte della Luna oggi sul vostro Plutone e Sole e Giove che tornano a essere amici vostri perché già stanno per saltare in Gemelli. Ecco, è un momento pieno di energie e di grande possibilità di scambio, per cui oggi datevi alle relazioni e soprattutto all'amore. Si prevede una lunga domenica di passioni. Pesci. A proposito di passioni e di sogni, la luna ha smesso di farvi dispetti, quindi potete respirare serenamente. Probabilmente, ancora agendo sul Nettuno, qualche sogno o qualche posto lontano vi chiamano e vi affascinano, mentre invece solidissimo la presenza di Sole e Giove su Nettuno tendono molto a riportare alla realtà alcuni progetti creativi che potrebbero essere delle strade percorribili. Una favola moderna che ha fatto sognare il mondo intero, con il castello di Windsor come sfondo e la coppia che si giurava amore eterno. Era il 19 maggio del 2018 e oltre 100 milioni di spettatori erano incollati alla TV per seguire il matrimonio reale tra il principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Ma come spesso accade nelle favole, anche questa ha avuto un epilogo inaspettato. I due sposi hanno deciso di prendere le distanze dalla corona inglese, perdendo il titolo di altezze reali e iniziando una nuova vita lontano dalla pressione mediatica e dalle rigide regole della monarchia. Oggi parliamo di touch on wood, che letteralmente significa toccare il legno ed è utilizzato per allontanare la sfortuna. Questo modo di dire ha origini molto antiche, legate alle tradizioni popolari che credevano che toccare un albero sacro potesse portare fortuna o benedizioni, perché dentro gli alberi si credeva ci fossero degli spiriti buoni. In Italia, ma anche in Sicilia, l'espressione toccare ferro ha lo stesso identico significato. Quindi, se volete evitare la sfortuna, ricordate, toccamo ferro. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi nel nostro matto del giorno
Vi raccontiamo la storia di una donna straordinaria che ha sfidato le convenzioni del suo tempo per diventare una delle più grandi matematiche di tutti i tempi. Parliamo di Emmy Noether, una donna che ha combattuto per affermarsi nella sua carriera, dimostrando il suo talento in un mondo dominato dagli uomini. Ha lavorato duramente e senza mai perdere la passione, ottenendo importanti risultati applicando la teoria della relatività di Einstein. Ma la sua vita non è stata facile. A causa delle leggi razziali del 1933 è stata costretta a rifugiarsi negli Stati Uniti, dove trovò il meritato riconoscimento e insegnò fino alla sua prematura morte per un tumore nel 1935. Ci salutiamo con la frase del giorno: non basta sapere, si deve anche applicare, non è abbastanza volere, si deve anche fare. E noi sappiamo, vogliamo, facciamo. Beh, ci vediamo domani con l'almanacco, non perdetevi un'altra inedita puntata. Ciao!